Gianfranco Ganau, presidente del Consiglio regionale, ha faveddato del suo risultato del suo referendum e del suo voto in Sardegna. Este un risultato spantoso che certifica la gana dei italiani di andare a votare e questo è un usinzale buono pro la democrazia. Sul risultato non si può contrastare, su buono dei elettori ha deciso che la Costituzione non si modifica e de questo tocca tante piccare atto. In Sardegna si che Ganau ha contato meda su pistichinzu pro una minimada autonomia, anzi sì, prosa timoria che autonomia che sarete cancellata, cosa che non fitti, ma questa ata contau mede in si sepiru. Su referendum ata concluiu Ganau, la proposto su governo e votau su parlamento e penso che su risultau in Sardegna non caionete cambiamento di sostanzia sata fortiare si squadra de governo erberu ma fitti cosa zai programmata. Pro Pietro Pittalis invece capo gruppo de Forza Italia in Consiglio regionale dai su popolo usardo sta arribando un usinzale crarumeda sa derrutta di una visione troppo centralista e antiautonomista. Finza sa che Napura questa impostazione abbidu su presidente Pigliaro in prima linea, sì che ti Pittalis. Su messaggio este sia ta pro su governo che in da zai picauattu sia ta pro sa giunta regionale che ha cercato di vendere sa sovranità e sa autonomia nostra. De pi murmogere da e custu nata Pittalis, desi specialità de nostra, pro apperrere agido noposo pro sa terra nostra chi ponza sa questione sarda in prima linea in si interesse di uno popolo intregu. Una scantar forzas politicas e di centro-sinistra sardo hanno mostrato de no ais quest'idea concluiti Pittalis, toccata de fraficare un'alternativa e noi siamo a cominciare de oggi a traballare che in questa forzas politicas mescamente identitarias a chi pensano a primo a su bene de sa Sardegna. Battomizzo ti 190 interventos. Deso scales Emilio Tichentos provocos e scopios bato 150 pro incidentes stradales e chimbanta recuperos de infortunaos de gente perdia, 300 pro rifornimento idrico, 3 in aeroportos e portos, 237 pro interventor varios. Custos son numeros des attividades che sos pompieri de su comando provinciale de Nugoro e de su schimbe distaccamentos in suo territorio hanno avatto in quest'anno e lo usati spricaoso Fabio Sassu, comandante provinciale, in occasione desa festa de Santa Barbara, amparadora de su corpo nazionale de sos pompierisi. Pompierisi e familiares hanno partecipato a sa missa, nada da e padre Gianluca Spione, parracu de sos salesianos, in sa palestra de sa caserma. Ma non sono mancadas sas autoridades civiles e militares de sa provincia, medas pompieris in servizio e una rappresentanza des Assozio Nazionale de sos pompieris in pensione. Su coro Giorgio Mazzini, diretto dai su mastro Giorgio Pisano, a cantau sa missa. In su prasartare una ruche, fatta che in sostrastoso de traballo, chi cada die sos pompieris impreana prosuccurere sor cittadinos in difficultade, una missione, si soro, reconnotta dai sor cittadini ormatessi. In plus des attividade in campo, sos pompieris hanno avatto per attividade amministrativa e addestrativa. Acabada sa missa hanno dato sa onorificenzias, sa ruche de anzianidade a battos pompierisi, pro a esprestau bindicannor de servizio meressidore, su diploma de servizio meressidore a atterossese. Un'attera polemica s'alluguete intre sa giunta regionale e s'opposizione de centrodestra, pro sa chistione de sos trasportos e sa continuidade territoriale. Questa volta sa preda de Benemindis unus a stari far de sos traghettos pro sa scales custu vinechide in Roma han avatto un addobbio che in s'assessore regionale a sos trasportos de Iana. Sex governatore Capellacci va veddata de trattativas istranas a casa starifa sono in aumento pro sar festas. Secondo Capellacci sa giunta pigliaru catimbolà il risultato de su ricorso de su governo de centrodestra e si uvinchidore in sa Corte Costituzionale. In pruso ammenta attacchi pigliaru a primo ata permitti una revisione de sa convenzione che è stata de profetto pezzi pros armadore, a pustis una tranzio di un anno e mezzo sar verificas de sas condiziones economicas e custa porta purusi che Capellacci, a dispetto de sar denunzias a politicas nostras, abbarran isentos obiende custas politicas tarifarias chi va che ne danno a sa terra nostra. Como Renzis este dimittiu e forzisi di attesser menzu su chi pigliaru vaca su mattessi.
Best una legge in vigenza che per tocca tasavlotta sarda, concluiti Capellacci. Best una bandera posta a un'ala che meresse de ventulare e best una battaglia che si depete mandare da innantisi. Là se ne va che a chi è ata su corazzo de ponnere sa Sardigna su primo posto desazione politica. È andata bene secchi in edizione de su concorso enologico nazionale BINU, promovido da Camera de Commercio de Nogori Aristari che in Zudu de esos aterosentes camerale sardoso, una manifestazione che oramai è andata a Sasola e ha abidus a partecipazione de 250 intre cantinas e produttores che hanno inviato su Vinissoro pro lu valutare chimbe commissione presedias da espertos internazionales. Intre esos commissarios bivinisos tecnicos des agenzia laores sommelier de AIS, ASPI e ONAV. Un concorso patrocinato da esa regione per medio dell'assessore su turismo e da su comune de Nugoro. Pro 3 dies sexme esti staus ad ommo de amantiosos che han più occasione de tastare su vinu che ha partecipato e vinto su concorso ma peri aterorvinoso finza scussos chi sono arribauso secondo e terzo. Ma in custar diese non battà più pezzi vinu bivitis a possibilità de assazzare ater licanziar desos territorios, ischinde chi e binu e manicu poden essere ambasciadores di un stile de vida sano che sti spricu de cultura e natura ispantosas. In Sardigna su vinu in custos annos ata vidume das produziones de calidade chi vinche ne concursos nazionales e internazionales, una manera de vachere economia in campo agricolo e pro allunghiare si stagione turistica a pustisi de sormeses estivos. Appustisi desa vinchida de su nono in su referendum costituzionale si viene sa sconsistenzias a prosu presidente de su Cussizzu Matteo Renzi che ha fatto approvare sa riforma in Parlamento. Appustir desar dimissiones presentadas erisi su presidente desa Repubblica Mattarella lasata congeladas pedinde a Renzi di abbarrare in garriga vinza saccando no approva sa legge de stabilidade che di a poter arribare in Senauda e Crasa. Appustir de custa vaina pro evitare esercizio provvisorio su venidore e stottuga a iscrivere. Salega, Fratelli d'Italia e Sor 5 Stelle pedini di andare a bottare diretto, mancari che incarchi modifica de paccu conto a sa legge elettorale Italicum che si dia poter applicare a su Senau puru e che in custo sono di accordo su renzianos e su nuovo centrodestra. S'obiettivo a dispetto desimpodda collie in su referendum est de non perdere esos 3 milioni che hanno votato a sa riforma. Fino a scaprocomo Renzi ergalo su segretario de su PD e in caso de elezione a ghiare su partiu e a tafà per iso scontos che sa minoranza de su PD che ha votato un ono. S'unico partiu a non querere esas elezioni è Forza Italia che non è pronto a tornare a candidare a Silvio Berlusconi. Tocca a debiere ite anni in animo de vachere su presidente desa Repubblica a postir de battorannor de governo tottu su essioso da esas trassas parlamentares su risultau de su referendum indita ta manera clara chi sos italianos depene votare cantu prima pro elegere su governo nuovo. Pezzi un esecutivo separato dai su popolo a tapo di sicchire a governare e applicare decisioni difficili in campo nazionale e estero. Su gruppo del Tribunale di Aristanisi Elisa Marras stata a pronunziare in questa ora sopra su rinvio a giudizio di Gigi Littarro, sindaco de Desulo, accusato di aver rifiutato atto di ufficio, però non era emanata un'ordinanza necessaria a uccidere so sporco maladioso de pesta suina africana. Su sindaco questo manzano, accompagnato da esabocao, è andato a su palato de giustizia di Aristanisi indennante de su zuzze de sas udienzias preliminares. Sa richiesta di rinvio a giudizio l'ha fatta su pubblico ministero Andrea Chelo esti scattata a postisi che uno responsabile des unidade operativa regionale contra sa pesta suina Alessandro De Martini ha fatto una segnalazione a Sor Magistraoso. Dai cue prosusindi che sta arribata iscrizioni sul registro de sus indagaoso. Sanci Sardigna este accostato de sus indico de Desulo in occasione de un'audizione in commissione sanidade de su Cussizzu regionale su presidente Pier Sandro Scano a Iannao che in sa questione de sus indico de Desulo che ha subiu peri un attentao e sti stata violata sa cooperazione istituzionale entre regione e comunese.
A pustir de duas schidar de cuntieras istituzionales e protestar de sos partidos de opposizione, costumanzanus as commissiones consigliares de su Consiglio regionale era rinnovaus os organos direttivos. Una vaina previde a metà de legislatura des articolo 29 de su regolamento des assemblea. Sono stati confermados sos presidentes de chimbe commissiones, s'unica a mudare esti stata Sai Battoro, governo de su territorio, ambiente, infrastrutturas e mobilidade, che in Giuseppino Pinna de su DC a su posto di Antonio Solinar de su PD diventau vicepresidente. A Barrana Francesco Agus Desel, presidente della prima commissione autonomia e ordinamento regionale. Gavino Manca delle due commissioni e traballo, cultura e formazione professionale, in sei tre commissioni e programmazione, bilancio e politicas europeas a barra Tavranco Sabattini e conferma Orfinzas a Luigi il Lotto in sade chimbe commissione attività produttivas a Raimondo Perra desa eses commissione salute e politica sociale. Su partito de Sardo non applicò parte a sa votazione in polemica che in su centro-sinistra. Sos commissarios straordinarios des ASL Sardas, cominciando da cussa di Aristanisi e sicchinde sul direttore generale des ASL de Nugoro, che hanno traballato in sos ultimos 20 anni, sono stati convocati in audizione della Commissione Speciale Sanidade de su Consiglio regionale, presiedia da Attilio De Doni. Questa decisione, apprettata da esor membro della Commissione, vi necessaria, considerando che si spesa della sanità des Sardas e che sta a crescere, mentre il suo servizio potete e deve essere mezzorao, cominciando dalla lista de attesa, nata su presidente De Doni. Ponet in pistichinzu che non si chinde stabilizzare personale che in esa mobilidade, ma che in sos interinales e sas agenzias armutias non si schitti promedio de cale procedura. Amos a valutare, concluiti De Doni, si trasmettere esos attos a sa procura e sa commissione ha deciso per de vachere uno sopralluogo in su Materolbia che depia cominciare esa attività prima di Nadale. In su vubalu su ligamine entre arbitru, giocadores e tecnicos e tifosos non è facile, su prudes volta so risultato di una partita su non è che des arbitro, ma l'arbitro è stesa figura istituzionale che deve fare a maniera che atletas e allenadores rispettano esa regolas e supras arbitraggio batta considero differentes e che a cussu chinata chi arbitru deve poner buca su più spacco possibile in sa partita che senza però tenne sconto de su chi capitato in campo casarbitro deve decidere in una frazione di secondo. In sa pallacanestro su giocatore che va che tu non vallu la mettiti mentre in su vubalu quando vruschiata cominciano a lamentasa e pro cussu tocca de cominciare da esorzovanos o provocare a maniera che arbitro e giocatores appana totus su matessi scopu e proprio custa est esa punna desa doppio formativo l'arbitro uno di noi prove di collaborazione per un calcio pulito organizzato da esa Polisport Nugoro presiedia da Salvatore Boedo in ambito de su progetto Scuola Calcio Elite promuovia da su coordinamento regionale de su settore giovanile e scolastico VGC Sardigna. S'arbitro nugoresu Roberto Branciforte, oggi osservatore nazionale AIA, fa vedere a dirigentes, atletas, genitores e presentes in aula de su ruolo desarbitro e de su chi va che in campo e chi in sa zudu de video ha fatto biere sa difficoltà de chi ha tasarbitro in campo, quando in una frazione de secondo deve decidere te vachere e bene. Sas conseguenzias de su referendum costituzionale vinto da esu nono, che in Sardegna tappi una percentuale desa sprusartas, si sono intendende per in sa giunta de centro-sinistra guiata da esu presidente Pigliaru. In su ziru de Duardier di fatti sa perdiu duos assessores. Erisi s'este dimittiu Gianmario De Muro, assessore a sos affares generales e riformas, in quota PD chi viti in favore de sueia. Oie invece se stoccao Elisabetta Valchi, s'assessora a s'agricoltura, designata a Rossomori, chi in su referendum fini in favore de su nono e come essini da esa maggioranza. Come prosa giunta, no a esser facile, mancari ieri Spigliaru torrande gracias a De Muro prosu traballu che ha fatto apata sottolineau chi vini dimissione sconcordata de prima e non bintra nuda s'esitu de su referendum. Ma se sia de sor Rossomori est un avviso de pericolo che di appodera perrere esagito a cambiamento spur de sustanzia. Su PD
Pisardu che viti in favore desa riforma esa colliu una bozzadura desa speus intre esa regiones italianas ergalu commissariau e in custor meses non s'este mobilitau pro sa riforma commenta Iaccher Fiorenzi e custo sunu sos resultaos. Sos esitor de su referendum però dian a poder apprettare esa crisi e chissà chi non s'andet a bottare prima s'ora. Pigliaru a faveddau de rimpastu pro dare impelli da sa seconda parte desa legislatura, ma pode dare che sia arribato su momentu deva che sos contos in intro de su centru-sinistra che in uno scantos partios che cheren incassare su premiu pro su resultau de su referendum. Mentre sas opposizione pedini a pigliaru desi dimittere come ti ha fatto Renzi. De sicuro sa situazione stimboiada e pro como non si pode narrare che l'ana essere sa conseguenzias politico-istituzionales. Sos agentes de sa questura de Nugore risan identificau e denunziau du orzovano nugoresos de che 7-21 annos pro ricettazione ca los ana Kassowski in parte de sa cose manicari furada de sa sede de sa Croce Rossa de Nugore arbeschendi a su chimbe de Nadale. Sos agentes de s'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico de sa questura de Nugore han avviau sas indagines pro scoperere chi ha furau unu pore de cose manicare destinau pro sar mensar de sos poveros de Nugore in occasione de sar festas. Sos agentes han pompiau sar mazzines de sas telecamere de sorveglianza presentes a furriu de sa sede de sa Croce Rossa e sono resissiosa a scoperere sorma l'increnioso. Du orzovano nugoresoso, firmaoso e identificaor da si squadra volante in sinteri di uno controllo de su territorio sa notte mattessi. Sos militares han avatto una perquisizione domiciliare e han accattau parte de sa cosa furada. Sos agentes de si squadra volante hanno deciso de comporare e donare a sa Croce Rossa sa parte de sa roba furada che mancavata e che non sono resissiosa a accattare in sinteri de sas indagines. Sa proroga vinzas su 31 de Nadale 2017 de su pianu novu pro sa dommo, decisa de sa giunta e ratificata de su Cussizio e sta gradiame da sa Confartigianau Edilizia Sardigna, chi pedita s'esecutivu di apprettare como s'approvazione de sa legge urbanistica nova pro torrare a bida unu compartu chi in sos ultimos 8 annos ha connottu una derrutta. Dai su 2008 a oie sos addetto sono minimaso de su 53,1%. Pezzi in su 2016 sas impresas de su settore sono minimadas de su 3%, sono venni armancu 328 aziendas e si sono perdios 6.500 postos de traballo. S'assessore Riu, che una paia de dier fa che tagliata assicurau sa proroga, e si stau de paragula, nata Giacomo Meloni, presidente de Confartigianau Edilizia Sardigna, e su mattessi sus cussizerisi regionales che hanno mostrau responsabilidade pro unu settore che spattinde galu troppu. Una proroga de sa norma, si che ti Meloni atta permettere a sas impresas de sichire andare da innantisi in un momento de sofferenza pro su compartu. Como si depete approvare sa legge urbanistica, este de importu che sas impresas traballene che in sa regione s'assessorau con cui ti Meloni pro dare un'usinzale forte. Bicherene regulas a stabiles pro dare sicurezza a questo compartu e a sos cittadinos. Erisi, a secur desa proposta dell'assessore a sa sanità de Luigi Arrus, a giunta regionale at approvaus a linea guida pro s'attuazione desa legge istitutiva de su reddito de inclusione sociale desa Sardigna, sa norma in favore desar familias in condizione de povertade, un azudo economico che at arribare promore di un patto entre utente e amministrazione che previdit un percorso personalizzato pro chessire desa povertade. Custu reddito integra tasu sustento de inclusione attiva nazionale, ma a differenza de custu previdit un minimo de 200 euro e un massimo de 500 euro pro totus e pro cada isee. A ta essere esimsa a narrare chi lo può piccare o esaccattati in su territorio regionale. In sa questione interveniti in opposizione che in un documento de su capogruppo de Forza Italia, Marco Tedde, a tempo si scadiu e a postir de sos appello nostro sa giunta regionale ser decisa adottare sa delibera pro assegnare su reddito de inclusione sociale 33 milioni di euro virmoso pro neche de sa scuntierras in su centro-sinistra che intro de Nadale deppen essere assignaus a sossardo senza traballo in difficoltade. Como tocca de dare cara con cruiti tedde che sos plus facan a parti solo impresse e sa giunta virmete sos protocollos che in sa tesoreria desistadu.
L'osservatorio territoriale pro su bullismu de Nugoro da oiato una sede nova in su spazio giovani de su comune de Nugoro inaugura una paia de meser facete a supposto desa sede in questura. Si struttura gestia da Lariso e dedicata a Sorzovanoso e stunu locu genitores, insegnantes e pizzinnoso poden accattare azudu e assistenza in caso de problemas che in su bullismu in cada espressata sua. Sa nova l'hanno presentata a Custumanzano in sintesi di una conferenza stampa fatta prova a vedere des attività dell'osservatorio territoriale pro su bullismu che sa questurata costituiu in su 2017 e che è diventato un esempio a livello nazionale. A Sadobi hanno partecipato rappresentantes e des organizzazioni che ne parte. Su dirigente della questura di Nugoro Nicola Chierico, coordinatore dell'osservatorio, ha commentato come naschiu essa attività che ha fatto in custos annos che in chircasa, seminarios, convegnos dedicados a sospizzinoso, a sos genitores e a sos insegnantes. Un'attività formativa che quest'anno che repugnare a sor docentes, formando che in 30 referenter dell'osservatorio in sasi scolas des duas provincias. Pro su centro-sinistra e su presidente della regione Pigliaro custardiesa a essere de Portumanno. Sa prima questione di affrontare este sur impasto in sa giunta che oramai non si può prostranzire a pustisi desar dimissiones de duoso assessores. Gianmario De Muro, assessore a sa riformasa, che viti in favore de su referendum costituzionale che ha su presidente Pigliaro, e Elisabetta Falchi, assessora a sa agricoltura designata a Rossomori, che si chesunessioso da esa maggioranza, escludendo Ianna. Su centrosinistra duncasa depete vachere so scontoso e comprendere che quereta barrare vinzesa si scadenzia desa legislatura. S'obiettivo è scussu d'essere concordes in questo momento de polemicas politicas e fa che era maniera che su referendum non cheghette tes esecutivo regionale puru. Fino a scaso ar dolore de matta e sa gana desi che sire progodire deso risultato de su referendum parete che siano contagioso. Su partiu desos sardosos a chi da colada non ha partecipato a sas elezioni pro su rinnovu desos presidentes e desas commissiones e consiliares in polemica che in su centro-sinistra. Sas opposiciones hanno pediu sar dimissioner de Pigliaru pro era appoggiaus a riforma costituzionale. Su centro-destra cherete discutere in consiglio regionale desa situazione politica desa giunta pro averguare siata gallus un numeroso a pustir desar dimissiones desur dus assessores. Appiccaus interim desos assessoraos vacantes e Pigliaru e come stisettandes ar decisiones desos partios ischinde chi andare a votare in anticipo como no aggraditi né a su centrodestra né a su centrosinistra, casi timete in Sardegna puru sa forza de su Movimento 5 Stelle. Si chitisa a battalla intre produttores e trasformadores pro su prezzu de su latte, uesa col diretti Sardignes in prima linea e pro dominica convidaus sindico sardos a un'assemblea pubblica in Nugoro. Sos trasformadores si sunu unioso e chircana de firmare su prezzu de su latte a livello che chiediani sperdere su pastoriu sardu, iscrivetes a Sozi Agriculu. S'operazione de trasparenza e legalitade chi semus mandanda da innantis in difficoltade, nata su direttore de col diretti Sardigna Luca Sabba, aiati sbloccau su prezzu de su latte, colau dai sos 50 centesimo de capitani a sos 80 chimbe de Sant'Andria, come te certificana uno scanto scontratto su scritto de sos pastores. A sostrauso dai custos elementos novos de cambiamento che amor fatto entrare in su mercau, sichiti su presidente de Coldiretti Sardigna Battista Cualbu, sos trasformadores si sono reaginde a maniera forte, unindesi e imponendo prezioso chi non si poden accettare. In questo momento viende purus assenza des assessorau a agricoltura, sichiti su presidente, pensamo su chi siata de importus a partecipazione de sos sindicos, chi sono assenti nell'arde su territorio, sos chi deppene torrare contos a sos cittadinos, pro compartire chi nissos problemas e strategias pro su compartu.
Es prosubinti de Nadale si scadenzia de su bandu T1 pubblicau su Battor de Sant'Andria chi finanzia sus investimentos de sas impresas de 25.550.000 euro in s'ambitu de su POR FESR 2014-2020. Si tancata che in deche dier de anticipu, scrive sa regione, ca sas impresas hanno risposto bene a su bandu, sono arribadas a 378 dimandas che in sa richiesta de 3 milioni di euro in tutto. S'assessore a sa programmazione Raffaele Paci sottolinea che totus as dimandas ammissibiles a esser finanziadas e su bandu l'hanno torrare a perrere chinateru dinare a s'accabu de iannariu quando a tessire vinas a su tiduoso chi finanziat investimento finza da 80.000 euro. Estesa risposta che chieriavamo una Paci, che mostra sa gana manna de sos imprenditores sardo di andare ad innantisi e sono prontos a che collire sos primos sinzaler de creschide a si ponere in gioco chi in investimentos o e s'azzudu de sa regione. Custa gana de torrare a partire si settu pro custor bandoso, si chi pace, la musintesa in maniera clara in sas presentazioni in sas provincias. A sas chimbe tappasa hanno partecipau 695 persones, a murfattu battoschentos 82 consulenzias che in sos 3 sportellos tematicos dedicaus a sa naschida de sas impresas, a sa creschida e a sa internazionalizzazione. In nugora sos seminarios hanno partecipau 105 imprenditores e a sos sportellos 78. Sa Feder Albergo Sardegna interveniti che in un documento in sa proroga su 31 de Nadale 2017 de su piano Prosadommo approvata da Consiglio regionale e pediti chi si aggiunta come approvet una legge quadro pro su settore edilizio che punneta sa sostenibilità ambientale e economica. Sa proroga de sa legge piano casa non cambia nulla, iscrivete su presidente de Feder Albergo Sardegna Paolo Manca. Nemmoso si picca s'impinnu de investire o de avviare attività de novas in poco tempo e chi in vinculor meda prosa riqualificazione de su chi zai beste. Chiede piat investire l'ha fatto che in su piano Prosadommo de prima, commo tocca de pensare a sorbisonzoso de su settore ricettivo turistico pro torrare a novus as strutturas e pronde vravicare a novu atterasa. Amor bisonzo de albergos più sostenibiles si chi manca, ma sa sostenibilidade non podet essere pezzi ambientale, ma vinzas economica. Sinono, su periculu, este de favorire progettos imprenditoriales destinados a morrere in poco tempus. Sa Feder Albergos ammentata che in Sardegna operan a prur de 900 strutturas alberghieras e de custas a su mancus a metade depet essere riqualificata pro dare servizio novos a una clientela sempre prus esigente chi non s'accontentata prus pezzi de lettinoso e ombrellones in istiu, ma chircata per i centro benessere, palestras, sala congressos, servizioso de trasportos sostenibiles. Su CONI nazionale ha dato un riconoscimento de importu a Totoni Sanna, presidente de su Nuoro Softball, sa società de chi da annos militat in su softball nazionale e chi in questa schida si straballande pro ammaniare si squadra che ha depere partecipare a sa massima serie de softball femminile. Su presidente de su CONI, Giovanni Mlagò, difatti si ha consignato a Totoni Sanna sa medaglia de prata su merito sportivo pro s'anno 2015 in riconoscimento de sar benemerenzias acchirias in s'attividade dirigenziale sua. So onorau e torro gracias a su presidente Malagò pro custu riconoscimento, annau su presidente Sanna. Mi so impinnando oramai dai 20 annos, parisi a atteros amicos pro su baseball e su softball. Intre sos progettos fattos che io mentovare su verde azzurre e su verde rosa, sas accademias regionales, su torneo de sas regiones a su mondial hit, si svinculu de sor giocadores pro partecipare a manifestazioni de carattere mondiale pro pizzinnos e atletas seniores pro sa FIBS.